allora siamo collegati qui da Marghera, dalla sala Giorgio Ruzzene del Comitato Regionale LND Veneto, e siamo qui in compagnia del presidentissimo della Lega Nazionale Dilettanti, ossia Giuseppe Ruzza, appunto, che abbiamo l'onore di poter intervistare quest'oggi in vista della partenza delle rappresentative regionali. Presidente, innanzitutto grazie per essere qui in nostra compagnia. Come Comitato regionale le chiederei subito che emozione rappresenta poter guidare così tanti giovani ragazzi a questa rappresentativa, a questa kermesse appunto che si terrà in Calabria. Allora, è un'emozione vera, nel senso che partiamo tutti da qua, partirò anch'io con i ragazzi e quindi vivrò dalla mattina alla sera le loro esperienze. È stato bello sia col TDR di calcio 11, ma anche oggi con la presentazione della partenza del TDR di calcio 5, avere i genitori dei ragazzi e delle ragazze qui con noi. Questa è la casa delle società, è la casa dei calciatori, è la casa di tutti quelli che amano lo sport, del calcio 5 e del calcio 11. Quindi è un'emozione vera. Sarà una settimana di sport allo stato puro, insomma ci saranno 4 squadre impegnate in Calabria in questa kermesse, appunto in questo torneo nazionale. Che aspettative ci sono su queste 4 squadre che appunto scenderanno in campo? Allora, intanto tocco ferro e non dico le aspettative perché per scaramanzia. Dico solo però che il calcio a 5 nel Veneto ha una grandissima tradizione, merito di tutti gli operatori, merito del suo coordinatore, del suo responsabile Michele Giambattista, che ha saputo scegliere adeguatamente tutti i suoi collaboratori. Quindi Michele è una garanzia e quindi noi andiamo tranquilli e sereni. Sappiamo e li abbiamo invitati ad impegnarsi al massimo, sappiamo che lo sport vuol dire vittoria e vuol dire anche sconfitta. Ha parlato bene Presidente del movimento del calcio a 5 Veneto, ed è proprio l'ultima domanda che le volevo porre a tal proposito. Abbiamo ospitato l'anno scorso il torneo in provincia di Verona, la formazione femminile è riuscita tra l'altro a trionfare nella finale, insomma in una partita davvero al cardiopalma. Insomma è un segnale positivo per tutto il movimento del futsal veneto, che indubbiamente si sta dimostrando in crescita. Sì, noi ci tenevamo moltissimo a far bella figura a Peschiera, visto che abbiamo organizzato il torneo, l'abbiamo fatta in una partita entusiasmante contro la Lombardia, che non aveva preso un gol. Non dico che non era mai stata sconfitta, ma non aveva mai preso un gol, e noi siamo riusciti a vincere con le nostre leonesse, che sono state veramente eccezionali. Qualcuna di loro c'è anche quest'anno e questo è un bel viatico. Bene, questo era il presidente Giuseppe Ruzza, che ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni, il presidente che accompagnerà appunto, come avete sentito, le rappresentative in Calabria. Insomma ci sarà davvero tanto per cui divertirsi di qui in avanti. Rimanete sintonizzati su Futsal Veneto TV per tutte le novità che ci saranno di qui in avanti. Un saluto e alla prossima.